marzo 2020, un anno fa, fu l'ultimo giorno di vita normale. Oggi emergenza analoga. Draghi apre un nuovo lockdown. Arruolati i medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini in Sicilia, compensi più alti che in altre regioni. Alle imprese della città di Agrigento sono state concesse agevolazioni tributarie su IMU, Tari, TOSAP e imposta di pubblicità. Domani sarà il secondo anniversario della morte dell'archeologo e assessore regionale Sebastiano Tusa, siti aperti gratis in sua memoria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Un anno fa, il 9 marzo 2020, l'annuncio del lockdown fu per molti l'ultimo giorno di vita normale. Oggi emergenza analoga. Il premier Draghi apre a un nuovo lockdown. Il servizio di apertura di Lello Casesa. Era il 10 marzo di un anno fa quando per la prima volta nel paese si decideva il lockdown e dopo un anno la situazione è ancora altissima nonostante il lento piano vaccino attuato in Italia. L'Italia ha superato i 100.000 morti dall'inizio della pandemia e molte regioni si trasformano ancora in zona rossa e riportano gli ospedali in sofferenza. La giornata dell'8 marzo è stata l'occasione per Mario Draghi, da oltre 20 giorni in assoluto silenzio, per inviare al Paese un messaggio di fiducia e di ripresa. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede con l'accelerazione del piano dei vaccini una via d'uscita non lontana. È il messaggio del capo del governo. Ci troviamo tutti di fronte in questi giorni ad un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus, ma soprattutto il governo deve fare la sua, anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia, anche in noi stessi. Ringrazio ancora una volta i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia. Ringrazio gli studenti, le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole. Ringrazio gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la protezione civile e tanti altri lavoratori e lavoratrici in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di responsabilità civica e professionale, di cittadinanza italiana attiva, che impongono al governo di moltiplicare ogni sforzo. Siamo solo all'inizio. Il nostro compito, e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali, è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta. Non perdere un attimo, non lasciar nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide. Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Le mie preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni. Il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare la salute, sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme. Il 10 marzo di un anno fa l'Italia si chiudeva, diventando per la prima volta una grande zona rossa. Un nostro concittadino su 20 è stato contagiato e i dati ufficiali, sappiamo, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei 100.000 morti. Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hanno perso la vita il dovere del nostro impegno. Nel piano di vaccinazioni continua ancora il capo del governo che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato. Si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli. Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Le mie preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni. Il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare
tutelare la salute, sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme. Nella giornata di oggi è prevista una riunione del Comitato Tecnico-Scientifico per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. Ancora oggi, dopo un anno, gli esperti hanno espresso grande preoccupazione per la diffusione delle varianti e ribadito la necessità di innalzare le misure a livello nazionale e locale. Tra le ipotesi allo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100.000 abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. Arruolati i medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini in Sicilia, pagamenti da record nell'isola, compensi in molti casi più alti di quelli riconosciuti in altre parti del paese. Eugenio Cairone. Via libera anche in Sicilia ai medici di base che verranno coinvolti per le vaccinazioni anti-Covid. Un altro passo avanti, dice il presidente della regione Nello Musumeci, nella battaglia contro il coronavirus. L'intesa raggiunta con la regione vedrà impegnati i medici nei propri studi, nelle guardie mediche e a domicilio, ma anche negli hub. Per quanto riguarda l'hub di Agrigento, lo ricordiamo, si è registrato uno stop all'ultimo momento facendo slittare l'inaugurazione prevista per ieri. E mentre arriva l'accordo con i medici di famiglia, il presidente Musumeci richiama i siciliani al rispetto delle regole per mantenere l'isola in controtendenza rispetto al resto del paese. E poi bisogna fare gli scongiuri contro una terza ondata della quale qualche esperto ne parla convinto. Scongiuri, ma soprattutto, e non ci stancheremo di ribadirlo, comportamenti responsabili perché si riesca finalmente a cambiare musica, perché quella ascoltata da un anno a questa parte ha proprio stancato tutti. Insomma, ad un anno dall'inizio dell'inferno, purtroppo stiamo ancora parlando di lockdown, di chiudere tutto o in parte, di zone rosse e arancione scuro. Intanto oggi allo Spallanzani è previsto l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella per sottoporsi al vaccino. Mattarella compirà 80 anni a luglio. Ma tornando al protocollo d'intesa con i medici di famiglia, l'auspicio è che arrivino i vaccini necessari per non vanificare un servizio tanto atteso. E la tanto attesa inaugurazione del centro vaccinale ad Agrigento, più volte annunciata, slitta ancora. Ha funzionato invece l'ordinanza del sindaco Miccichè su San Leone. Il nostro direttore Arturo Cantella. Non sono mancate le polemiche e le proteste dei commercianti sanleonini per la chiusura dei varchi per recarsi a San Leone durante i fine settimana. Il sindaco ne ha preso atto, ne recepirà i contenuti effettuandone qualche modifica, ma bisogna purtroppo contenere la diffusione del Covid-19 anche con qualche sacrificio e rinuncia, considerando gli assembramenti che ogni fine settimana si verificavano nella località balneare. Un bilancio positivo dal punto di vista pandemia, perché se ricordate bene le settimane scorse, nei weekend scorsi, gli assembramenti nel lungomare, nelle piazzale Giglia, anche la zona dei lidi, erano pazzeschi, erano allucinanti, proprio in barba a ogni prevenzione sanitaria. Io già avevo pronunziato di prendere una decisione drastica e impopolare, l'ho presa, il risultato è stato ottimo dal punto di vista assenza di assembramenti, è stato invece meno ottimo per quanto riguarda l'attività degli esercenti e questo mi dispiace tantissimo, però ho visto anche che l'ordinanza e gli orari dell'ordinanza non sono stati capiti dalla massa della popolazione, perché tutto sommato si è pensato proprio di chiudere al traffico veicolare e non pedonale San Leone. Si è pensato di farlo dopo l'orario di pranzo dalle 15:30, cioè quando già gli esercenti, i ristoratori potevano espletare la loro attività. E poi in previsione anche che alle ore 18 le attività commerciali di somministrazione devono chiudere per decreto nazionale. Ripeto, è stato interpretato anche male
volutamente non è stata chiusa tutta San Leone, perché voi avete visto che l'ingresso da parte di via Magellano e via dell'Una è rimasto libero, e quello lì, scusatemi, è un altro punto di ingresso per San Leone, dove si poteva parcheggiare a 2 passi e quindi raggiungere la zona dei lidi o il lungomare. Una cosa è certa, che noi facendo questa specie di posto di blocco abbiamo interrotto il flusso veicolare più della provincia che degli agrigentini stessi, perché tutto sommato gli agrigentini si sono riversati su Agrigento, quindi via della Vittoria e via Tenea, però vedendo le immagini non penso che ci siano stati tanti assembramenti che peraltro non potevano essere comunque dominati dalle forze dell'ordine, perché li avevamo impegnati nella zona dei lidi. Ripeto, il bilancio dal punto di vista sanitario è ottimo. Penso di rivedere qualcosa anche in concerto con Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore e le altre forze dell'ordine, per poter migliorare questa decisione e non creare disagi ulteriori a chi, ahimè, già da mesi e da quasi un anno è stato danneggiato proprio a causa del Covid-19. Sindaco, il Palacongressi è stato messo a disposizione per l'ASP, per la vaccinazione. Si è annunciato un'apertura per oggi, ma ancora è stata rinviata. Che novità ha lei? Anch'io ero pronto per l'apertura di oggi, per l'inaugurazione, poi sono stato avvisato all'ultimo momento, forse a quanto pare, non so se per un problema tecnico o per l'assenza ancora dell'arrivo dei vaccini. Però la struttura è pronta, è prontissima, ci sono 45 postazioni ben organizzate, con filiere di 7 postazioni, e per ogni postazione c'è un operatore amministrativo con un computer che prenderà le prenotazioni e aprirà poi le porte ai vari ambulatori. Penso che sia questione ormai di ore o al limite di 1 o 2 giorni il rinvio dell'apertura. Ripeto, penso per problemi tecnici, ma niente di particolare, già è tutto avviato. Parliamo adesso dei furbetti del vaccino. A Corleone il sindaco Nicolosi si dimette. È stato travolto dalle polemiche dopo che il NAS dei Carabinieri ha presentato un'informativa alla Procura di Termini Imerese sul fatto che sindaco e giunta si erano fatti vaccinare contro il Covid-19. Vediamo. Conoscete i motivi di tale decisione? Inizia così Nicolò Nicolosi, chiamato affettuosamente dai più Ciccio, la lettera aperta indirizzata a mezzo social ai suoi corleonesi. Sorvolo sul fatto continua che avere il diabete e a 79 anni mi collocava automaticamente fra le fasce prioritarie per avere somministrato il vaccino anticoronavirus. E invece sottolineo quanto ho comunicato al presidente Musumeci e all'assessore Razza circa l'urgenza di vaccinare i sindaci e gli amministratori comunali per l'attività di presidio del territorio che compiono in particolare durante l'emergenza in corso. Il primo cittadino, aggiunge Nicolosi, è il primo responsabile della sanità del comune, della protezione civile, guida la struttura amministrativa per i bisogni della comunità, ha l'esigenza di essere continuamente presente, come ho fatto per 25 mesi di seguito, senza assentarmi mai una volta perché consapevole delle complesse e urgenti esigenze. Il pensiero di essere contagiato dal virus mi preoccupava per il lungo isolamento che mi avrebbe comportato come sindaco. Né privilegio né furberia, ma soltanto a evitare condizioni che avrebbero presentato l'impossibilità di esercitare il mio impegno. Sono arrivate dure critiche e violente aggressioni verbali, a parlare sempre Nicolò Nicolosi, che mi hanno provocato amarezza, sentendomi accusato di inseguire i privilegi. A chi pensa che ho sbagliato chiedo scusa, ma nelle critiche ho colto tanto astio, livore e rancore che credo di non meritare e che mi hanno fatto molto male. È per questo che mi dimetto dalla carica, per stemperare i contrasti, per fermare le lacerazioni che si sono prodotte, per favorire, dopo una fase di decantazione, il ricomporsi di spazi di aggregazione e di civile confronto che conducano alle prossime elezioni, al formarsi di una classe dirigente adeguata ai bisogni dei cittadini. Lascio, portando con me un grande ricordo di tutti, insieme all'amarezza di non aver potuto portare a compimento i tanti progetti avviati. Con queste valutazioni e con sentimenti di stima e di affetto che vi saluto caldamente, non con un addio, ma spero con un grande arrivederci.
Le righe finali sono dedicate, come di consuetudine, a saluti e ringraziamenti vari che non stiamo qui ad aggiungere per la sola sintesi che la narrazione giornalistica impone. Vogliamo invece chiudere con il contributo di Silvio Cuffaro, primo cittadino di Raffadali, comune dell'interno agrigentino, che ha spezzato una lancia a difesa del finora ex sindaco di Corleone, Ciccio Nicolosi. Ascoltiamolo. Un mio collega sindaco che viene duramente attaccato per motivi secondo me sterili e inutili, e io penso che qualche dose di vaccino Pfizer o Moderna venga a fine della giornata non utilizzato, non voglio dire buttato, ma purtroppo è questo il termine esatto. Sono indignato come sindaco quando vedo che chi è stato messo lì a fare la guerra senza armi poi alla fine viene additato come una persona che non so quale privilegio abbia avuto, considerato che noi come sindaci siamo i capi della polizia locale, e la polizia locale è stata tutta vaccinata, i capi della protezione civile o i responsabili, e la protezione civile è stata tutta vaccinata, la massima autorità sanitaria locale, e hanno vaccinato tutti i sanitari, anche coloro che svolgono delle mansioni amministrative dentro le ASP, non solo coloro che sono in prima linea, che è giusto farlo. I sindaci, che siamo 8.000 in Italia, 8.000, non milioni, 8.000 in tutta Italia, siamo stati dimenticati dal governo nazionale e dal governo regionale. Vergogna, vergogna! Ed il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro esprime solidarietà al primo cittadino di Corleone Nicolò Nicolosi. Cuffaro condivide la scelta di porre provocatoriamente l'accento su un problema, quello della vaccinazione dei sindaci. Vediamo. Sono qui a fare anche, non il sindaco, anche il burocrate, visto che noi siamo al 50% delle forze lavoro, perché altri lavoro è smart working per una disposizione normativa nazionale, ed è giusto che sia così per evitare anche qui nel Palazzo Comunale Assembramenti, però ogni giorno devo stare qui, devo cercare di coordinare gli uffici, di coordinare la macchina della protezione civile, che non smetterò mai di ringraziare per tutto quello che hanno fatto, per tutto quello che stanno facendo, per tutto quello che faranno ancora per un po' di tempo ancora, per cercare di superare tutti insieme questo momento di difficoltà. Quando poi vedo un mio collega sindaco che viene duramente attaccato per motivi secondo me sterili e inutili, e io penso che qualche dose di vaccino Pfizer o Moderna venga a fine della giornata non utilizzato, non voglio dire buttato, ma purtroppo è questo il termine esatto. Perché quando vedo i miei concittadini a oltre 80 anni che sono stati prenotati per fare il vaccino a distanza di centinaia di chilometri dal comune di Raffadali, io penso che questi non ci siano andati a farsi il vaccino, perché è una vergogna andare a Ragusa o a Piazza Prenina per fare il vaccino. Vorrei sapere queste dosi che fine hanno fatto, visto che le dosi purtroppo sono contingentate e le prenotazioni sono state fatte. Non voglio dire questo, però sono indignato come sindaco quando vedo che chi è stato messo lì a fare la guerra senza armi, poi alla fine viene additato come una persona che non so quale privilegio abbia avuto, considerato che noi come sindaci siamo i capi della polizia locale, e la polizia locale è stata tutta vaccinata, i capi della protezione civile o i responsabili, e la protezione civile è stata tutta vaccinata, la massima autorità sanitaria locale, e hanno vaccinato tutti i sanitari, anche coloro che svolgono delle mansioni amministrative dentro le ASP, non solo coloro che sono in prima linea, che è giusto farlo. I sindaci, che siamo 8.000 in Italia, 8.000, non milioni, 8.000 in tutta Italia, siamo stati dimenticati dal governo nazionale e dal governo regionale. Vergogna, vergogna! Non sono a rischio gli aiuti alle imprese. Per l'assessore del comune di Agrigento, Francesco Picarella, quello sui fondi perequativi è un allarmismo ingiustificato. La misura stanziata dal governo Musumeci, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive, non corre nessun rischio. Sono in salvo le agevolazioni a favore dei comuni e dei loro bilanci, e per sostenere gli operatori economici con una significativa riduzione dei tributi locali, in particolare della Tari. Vediamo.
Assessore Picarella, parliamo di questi contributi sulla tassa, Tari, IMU, insomma, che il Comune ha messo a disposizione e che entro il giorno 30 le aziende commerciali devono farne richiesta. Ecco, ci spieghi un po' quale sarà l'iter per potervi accedere e a chi toccano? Allora, intanto sono i fondi derivati dal bilancio regionale del 2020, i fondi perequativi che la Regione Sicilia ha stanziato, sono circa 300 milioni di euro per i comuni siciliani a beneficio delle imprese che hanno subito naturalmente perdite riguardanti la pandemia. Di fatto sono degli sconti particolarmente cospicui per quanto riguarda la Tari, l'IMU, la TOSAP e l'imposta di pubblicità. Per quanto riguarda la Tari e l'imposta di pubblicità non bisogna fare nulla, abbiamo pubblicato sul sito web del Comune l'avviso e già in automatico, ad esempio per la Tari, il 75% della quota variabile riferita alle attività commerciali della città di Agrigento verrà automaticamente stornata, mentre per quanto riguarda la quota IMU e la quota della TOSAP bisogna fare una domanda e inviarla all'ufficio tributi del Comune di Agrigento e la modulistica è presente sul sito del Comune di Agrigento. È molto importante comunicare che questi fondi, qualora i contribuenti non siano morosi, verranno dati come credito d'imposta, mentre per chi è moroso la quota parte riferita alla propria azienda verrà scomputata dal debito che ha nei confronti del Comune. Una piccola boccata di ossigeno che naturalmente deriva dalla sensibilità della Regione Sicilia e che naturalmente il Comune di Agrigento ha cercato per quello che ha potuto di venire incontro alle esigenze appunto delle imprese. Ecco, la richiesta bisogna farla a chi ha la partita IVA o ci sono delle particolari categorie? Allora, tutte le categorie che operano nel territorio di Agrigento e sull'avviso che è sul sito del Comune di Agrigento troverete anche tutte le tipologie di attività che possono richiedere tale beneficio. Oggi più che mai in questo periodo di pandemia per molti la casa è un luogo rassicurante, ma non lo è per tutte le donne in quanto la convivenza forzata fa acuire le violenze. Questo è il tema di un incontro che ha voluto l'amministrazione comunale di Agrigento con in testa l'assessore Roberta Lala. Arturo Cantella. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate per la giornata della donna dell'8 marzo si è svolto ieri presso la Sala dei Filippini un incontro al fine di creare una rete territoriale per le pari opportunità contro la violenza e le discriminazioni. Oggi più che mai in questo periodo di pandemia per molti la casa è un luogo rassicurante, ma non lo è per tutte le donne, dove la convivenza forzata fa acuire le violenze. L'incontro voluto dall'amministrazione comunale, condotto dall'assessore alle pari opportunità Roberta Lala, hanno partecipato istituzioni, presidi, associazioni antiviolenza e anche Asia Abate, che è l'esempio di come, malgrado le difficoltà di una giovane donna, possa realizzare i suoi sogni. A condurre i lavori è stata la giornalista Margherita Trupiano. Oggi, malgrado questo momento difficile di pandemia, ho voluto comunque fare questo incontro nel rispetto delle norme anti-Covid, perché proprio in questo momento di pandemia dove c'è un distanziamento sociale dobbiamo fare in modo che questo distanziamento non diventi anche un distanziamento umano, perché molti di noi vedono la casa come un luogo rassicurante, protettivo, un rifugio, un focolare domestico, ma purtroppo a me non è così per molte donne e soprattutto in questo momento di pandemia la convivenza forzata fa segnalare numeri in crescita per quanto riguarda la violenza sulle donne. Parleremo anche di pari opportunità, ricorderemo le donne che hanno lottato per fare in modo che alle donne stesse venissero riconosciuti i diritti fondamentali come il lavoro, come il diritto al voto. E proprio sul lavoro mi voglio soffermare un attimino, perché già in Italia l'occupazione femminile era tra gli ultimi posti in Europa. Purtroppo durante questa crisi dovuta alla pandemia, forse la crisi maggiore dopo il dopoguerra, si sono persi molti posti di lavoro. Chi ha perso sempre più posti di lavoro sono le donne, per cui mi auguro che questo governo prenda delle decisioni forti, determinate e determinanti per fare in modo che ci sia più occupazione femminile, dare degli incentivi, perché spesso l'incapacità di avere
il proprio stipendio, di avere un'autonomia, innesca questo meccanismo della violenza economica. L'amministrazione vuole essere presente e stiamo istituendo un ufficio pari opportunità per creare un albo di tutte le associazioni contro ogni forma di discriminazione e essere sempre più presenti e radicati nel territorio. Oggi 8 marzo ricordiamo una ricorrenza che ha come soggetto predominante la donna, la violenza sulle donne, ma non solo. Oggi vogliamo anche parlare della donna dal lato positivo, perché è giusto che la donna se ne parli e non si associ sempre la parola donna alla violenza sulle donne. Sicuramente bisogna tenere sempre l'attenzione viva su questa problematica, però bisogna anche tenere presente che la violenza sulle donne, ma anche in positivo parlare di donne che sono ai vertici delle finanze, donne nelle aziende, quindi la donna vista anche dal lato positivo, ed è importante questo sottolinearlo anche in queste giornate. Io sono venuta qua perché mi hanno chiamato per dare una peccamena che l'assessore Lalla mi ha suggerito di venire qua. Perché oggi si parla di violenza alle donne, insomma un tema molto importante. Sì, è un tema molto importante perché si parlerà della violenza delle donne, e quindi oggi sono qua per questo motivo e per dare una comunità alle persone per stare qua. Dopo la discarica all'ospedale di Agrigento è esploso il caso della discarica all'ASP nella sede centrale. Sentiamo il commissario Mario Zappia. Discarica che vige all'ASP. Sì, anche questa settimana, questo è stato un argomento molto gettonato, visto che ci sono stati parecchie foto ed è stata veramente una cosa brutta. È una cosa brutta fin quando non la togli, non si toglie. Vi dico solo il problema fondamentale, perché ovviamente quella discarica c'è, di chi è la colpa? Del commissario, e fino a qua siamo tutti d'accordo. Perché non l'ha tolta il commissario? O è incapace, che potrebbe pure essere, oppure è sciocco e non neanche lo capisce. Quei rifiuti che sono rifiuti differenziati, quindi era carta, l'ultima che ho visto, quella bianca, vedevate, era carta. L'avremmo potuta togliere in 2 ore, chiamavo una ditta, li facevi togliere, non perché non si è potuto fare, perché nella differenziazione qualcuno ha messo le siringhe assieme alla carta. Quindi abbiamo avuto un problema che poi ha interessato ovviamente anche altri organi di autorità diverse dalla nostra, e quindi il problema chiaramente si è allungato. Il nuovo direttore sanitario si è impegnato a fare una serie di approfondimenti per vedere chi è stato e dove è successo tutto questo, e comunque l'obiettivo è arrivare al momento in cui già all'interno dell'ospedale si possa differenziare bene, e ovviamente quella vergogna non sarà più presente, però al momento c'è, penso per pochi giorni però. Domani 10 marzo sarà il secondo anniversario della morte dell'archeologo e assessore ai beni culturali della regione siciliana Sebastiano Tusa, scomparso prematuramente all'età di 66 anni nell'incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302 diretto a Nairobi. In onore della memoria di Tusa, la giornata dei beni culturali siciliani. C'è il servizio. Quello che io ricordo di mio fratello non coincide con il suo aspetto pubblico, quello che gli altri conoscevano di lui, tranne forse gli amici, persone che lo hanno conosciuto più da vicino. So che lui viene ricordato, viene lodato per la sua cultura, per la sua intelligenza, per le cose che ha saputo realizzare, anche per certi tratti del suo carattere che erano l'umiltà, la semplicità, e non essere superbo, non essere lontano dalle persone, ma cercare sempre di
di mettersi nei panni degli altri. Mercoledì 10 marzo 2021, in occasione della giornata dei beni culturali siciliani dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, tutti gli istituti, musei, parchi e le gallerie della regione siciliana saranno visitabili gratuitamente, previa prenotazione sulla piattaforma online e nel rispetto di tutte le misure anti-Covid-19. E l'iniziativa pensata e promossa lo scorso 2020 dal presidente Nello Musumeci per fondare e plasmare l'indelebile ricordo dell'indimenticato archeologo siciliano ed assessore regionale scomparso nel disastro aereo in Etiopia proprio il 10 marzo 2019. Nel secondo anniversario della tragica scomparsa del nostro caro Sebastiano, consideriamo questa giornata un segno di rinascita, pur in un periodo di grande difficoltà, sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, che di Tusa ha raccolto tutto il bene ed una vasta eredità non ancora del tutto svelata. Questo segnale di speranza ci è sembrato un modo doveroso per ricordare un uomo che ha speso la sua vita per la Sicilia, ammette ancora Alberto Samonà, per la cultura, per la storia, per assicurare le corrette operazioni di controllo, sicurezza e sanificazione e garantire il rispetto dell'orario delle prenotazioni. I visitatori dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell'orario segnalato nel voucher di prenotazione. Se n'è andato il 10 marzo, la stessa data fatale della battaglia dell'Egadi, la cui esatta ricostruzione resta forse la sua più importante intuizione scientifica. Sebastiano Tusa, archeologo appassionato e visionario, fu fondatore della Soprintendenza del Mare, non luttuoso ma proiettato al futuro, un ricordo non luttuoso ma proiettato al futuro, quello di Tusa, nel segno di una Sicilia che cresce, così come la fondazione, postuma alla sua morte, del Museo del Mare e della Navigazione della Sicilia. Quando mi chiedono quale sia per me il senso dell'eredità lasciata da Sebastiano Tusa, sottolineava mesi addietro Alberto Samonà, credo che la grande sfida sia di poterne cogliere la visione e realizzarne alcune idee. Era davvero innaturale che una città come Palermo non avesse un proprio luogo per celebrare il mare, quindi, come esponente del governo regionale, aggiunge ancora l'assessore, sono felice di poter mettere la prima pietra nella realizzazione di un luogo di cultura immaginato da Sebastiano Tusa e che cambierà per sempre il rapporto della nostra terra con il mare, la buona politica e quella che raccogliendo le esigenze del territorio trasforma l'idea in azione. Il Museo del Mare della Sicilia sarà un luogo dalla forte identità capace di testimoniare le evidenze archeologiche e quelle antropologiche di una terra che sin dall'origine dei tempi è stata un crocevia di intensi scambi commerciali e culturali. Ma andiamo a ritroso. Entrambe le scatole nere dell'aereo con a bordo l'assessore palermitano Sebastiano Tusa furono ritrovate praticamente subito. Vi erano le registrazioni audio in cabina di pilotaggio a bordo del volo ET-302 della Ethiopian Airlines diretto a Nairobi. Oltre all'assessore regionale ai beni culturali c'erano altre 156 persone. Tra le ipotesi più accreditate sulla causa dell'incidente del Boeing 737 MAX 8, un difetto del software che gestisce i dati relativi al sistema di protezione dell'inviluppo di volo. L'incidente è avvenuto appena 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba. All'epoca la Procura di Roma aprì anche un'indagine senza però indagati né ipotesi di reati in merito alla morte di Sebastiano Tusa e degli altri 7 cittadini italiani. Adesso la pubblicità, a tra poco vi aspetto. In Sicilia l'acqua non va in rete, all'isola il primato di perdite. Questa è una delle battaglie del movimento Gran Sicilia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta domenica 7 marzo nei pressi della condotta Fanaco-Madonia Ovest a Passo Funnuto nel territorio tra Casteltermine e Campofranco una manifestazione unitamente ai cittadini del luogo organizzata dal movimento Gran Sicilia con in testa Enzo Cassata, presidente, collaborato da Agostino Emmondi e dal portavoce Sebastiano Intelisano per la grave perdita idrica che da diverso tempo si verifica nella condotta. Adesso la stessa non perde più acqua, un successo ottenuto con l'azione
costante di denuncia ai vari livelli che il Movimento Gran Sicilia ha ottenuto vincendo nei confronti della mala gestione dell'acqua pubblica. Dalla condotta spirtusata da qualche giorno non fuoriesce più acqua. La stessa, a detta del presidente Cassata, non è stata riparata, ma per zittirci, visto il clamore della protesta che abbiamo suscitato con la denuncia del movimento, hanno pensato solo di chiudere il tratto interessato. Noi, continua Cassata, saremo vigili e testimoni affinché non sappiano ripetersi questi sprechi di acqua e batterci sempre di più per i diritti dei siciliani. Siamo con il presidente Enzo Cassata di Gran Sicilia. I risultati della manifestazione di domenica per la perdita di acqua a Passo Fornuto. Noi abbiamo voluto incontrarci con i rappresentanti di altri gruppi e con naturalmente i nostri rappresentanti in varie cittadine siciliane a Passo Fornuto, tra Casteltermine e Campofranco, all'altezza della condotta idrica Fanaco, Madonia e Ovest, che da più di un anno perdeva acqua. Si saranno persi migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua. Bene, dopo l'iniziativa e l'insistenza di Gran Sicilia, questo fenomeno siamo riusciti a bloccarlo. La condotta non perde più acqua. Questo è un grande risultato di Gran Sicilia, però continueremo a vigilare perché non vogliamo che sia la furbata di persone che amministrano la cosa pubblica da privati, quindi chiudendo temporaneamente la condotta e non ripararla in maniera duratura. Bene, Presidente, un obiettivo che sicuramente vedrà anche il prossimo futuro tra quelli di Gran Sicilia? Sicuramente, Direttore, noi abbiamo attenzionato il problema, il fenomeno acqua in Sicilia, quale elemento essenziale della vita dei cittadini siciliani. Noi sappiamo che l'acqua è un bene prezioso e va tutelato dalla mala gestione, dalla carenza di controlli da parte delle istituzioni che invece dovrebbero attenzionare i problemi che girano intorno all'acqua, che sono molteplici. Io voglio ricordare tra i più importanti certamente la mancanza di depuratori nell'Agrigentino e nel Basso Nisseno. Queste sono delle carenze non particolarmente attenzionate dalle istituzioni e invece Gran Sicilia svolgerà un'azione vigile e costante affinché questo problema, in generale acqua, venga ricondotto semplicemente alla normalità. A noi le riflessioni, Gran Sicilia deve rimanere vigile, attento agli interessi e ai bisogni dei cittadini di questa terra. Noi non abdicheremo. Macellazione clandestina, sequestrati oltre 200 animali nel Messinese. Il titolare, in spregio alla normativa vigente, uccideva gli animali con strumenti non regolari, provocandogli così gravi sofferenze. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nel corso di 2 distinti interventi volti ad individuare fenomeni illegali nel settore agroalimentare, hanno sequestrato un mattatoio clandestino con tanto di attrezzatura utilizzata per la macellazione, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, nonché un allevamento di suini, ovini e caprini, autorizzato solo in parte, entrambi privi di qualsiasi documentazione sanitaria. Nel dettaglio, con riferimento all'area abusivamente adibita ad attività di macellazione ricavata all'interno di un allevamento sito nel comune di Mongiuffi Melia, le attività esperite dalle Fiamme Gialle della compagnia di Taormina permettevano di rilevare come il titolare dell'attività, in totale spregio alle normative vigenti in materia, procedesse all'uccisione degli animali a mezzo di strumenti non regolari, così provocandogli gravi sofferenze con inaudita crudeltà, nonché come anche la conseguente conservazione delle carni macellate avvenisse utilizzando celle frigorifere sprovviste dei requisiti minimi richiesti. Le attrezzature utilizzate per l'attività di abbattimento del bestiame, tra cui coltelli alla malunga e mazze di ferro del peso di svariati chilogrammi.
Nel medesimo ambito rinvenivano altresì anche 58 capi di bestiame ancora vivi, tra suini, ovini e polli, tutti pronti per la macellazione, tuttavia privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza, nonché dell'apposita documentazione sanitaria. I capi di bestiame macellati in assenza di autorizzazioni e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute pubblica sono stati distrutti mediante incenerimento su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, mentre gli animali vivi, per i quali si è accertata la mancata tracciabilità attraverso identificazione e registrazione alla banca dati del servizio veterinario, sono stati posti tutti sotto sequestro in attesa delle determinazioni dell'autorità veterinaria. L'allevatore, infine, in qualità di titolare della ditta sottoposta a controllo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in quanto responsabile dei reati di ricettazione e macellazione clandestina, che prevede la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno, ovvero l'ammenda fino a 150.000 euro. Nel secondo controllo, invece, i finanzieri di Taormina, unitamente a funzionari dell'ASP, Servizio Sanità Animale di Taormina, accertavano come un'azienda agricola del luogo allevasse capi di bestiame, in particolare maiali, privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza e la tracciabilità, nonché innumerevoli altri animali tra ovini e caprini, ancora non sottoposti alla profilassi prescritta dalla normativa sanitaria. Nel dettaglio 12 suini privi di marchio auricolare identificativo venivano sottoposti al sequestro penale, mentre 166 animali privi di profilassi, analogamente cautelati, ma solo sotto il profilo sanitario. Anche in questo caso l'allevatore veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Messina quale responsabile del reato di ricettazione, nonché sanzionato amministrativamente per la mancata osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti. Una Maserati di proprietà di un assicuratore di Canicattì è stato oggetto di un raid vandalico avvenuto lo scorso weekend nel popoloso centro dell'Agrigentino. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento contro ignoti. La scoperta è stata fatta sabato con contestuale denuncia ai carabinieri. Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere per capire chi e a quale scopo sia stato omesso il raid vandalico. L'auto ha riportato diversi danni alla carrozzeria. Per la cenere dell'Etna il governo regionale dichiara lo stato di crisi. Nello Musumeci chiederà a Roma invece lo stato di emergenza per le decine di comuni raggiunti dalla cenere. Lo stesso presidente della regione siciliana ha annunciato una prima erogazione di 1 milione di euro a favore dei comuni colpiti e l'avvio delle procedure per l'acquisto di mezzi idonei all'asportazione della cenere. Vediamo. Una vera e propria calamità che coinvolge una ventina di comuni dei versanti etnei, un disagio incredibile, una condizione di particolare difficoltà per le amministrazioni comunali che non hanno sufficienti risorse per fare fronte ai costi assai elevati per eliminare la sabbia, e non soltanto la sabbia e la cenere, ma si tratta di lapilli che costituiscono anche serio pregiudizio. Ecco perché noi stiamo intervenendo per dichiarare lo stato di emergenza regionale e chiediamo al Governo nazionale e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di intervenire con i mezzi necessari e al tempo stesso abbiamo disposto un primo contributo di 1 milione a favore dei comuni, ma contiamo di poter far fronte a tutte le spese necessarie per poter eliminare questo inconveniente che ormai dura da diverse settimane e che non è escluso possa continuare a durare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.